Padova è la città con più denunce di reati legati alla droga in proporzione agli abitanti. A dirlo la classifica stilata dal Sole 24 Ore, in cui emerge un indice di 107 denunce ogni 100.000 abitanti. Sono state 1.004 infatti quelle del 2020 per reati legati al traffico e allo spaccio di droga. La classifica del quotidiano economico evidenzia come in tutti i centri urbani l'indice di criminalità sia aumentato. L'amministrazione comunale lega quest'alto numero di denunce al fatto che in città le forze dell'ordine riescono, grazie agli strumenti messi in campo anche dal comune, a scovare più spacciatori e trafficanti. Tutto quello che stanno facendo le forze dell'ordine, polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, sta portando a un incremento notevole di denunce contro appunto questo spaccio di sostanze stupefacenti. Vuol dire che quello che stiamo facendo sul territorio è un lavoro che sta dando i frutti. Abbiamo sicuramente risolto determinate situazioni all'interno della nostra città grazie alla collaborazione dei cittadini, perché il più delle volte sono i cittadini che ci segnalano le situazioni che non vanno bene, ecco che scattano delle denunce, ecco che scattano gli arresti, e da questo punto di vista per me è una grande soddisfazione sapere di essere in prima linea. All'attacco l'opposizione leghista a Palazzo Moroni, che sottolinea come questi dati siano l'evidente fallimento delle politiche dell'amministrazione Giordani. Dati concreti, si legge in una nota. Vediamo se il sindaco, ad ormai pochi mesi dal termine del suo mandato, continuerà a parlare di percezione anche di fronte all'evidenza. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina liquida questi commenti come pura campagna elettorale. È facile cavalcare una certa onda, è facile dire ah, Padova è la capitale dello spaccio, però le forze dell'ordine sono bravissime riferendosi alle polizie di Stato e carabinieri. Allora vuol dire A, che non sai come funziona, perché polizia di Stato e carabinieri sono in prima fila nella lotta alle sostanze stupefacenti. B, stai facendo solo campagna elettorale perché quando parli di sicurezza e ti riferisci alla polizia locale perché vuoi attaccare l'amministrazione comunale, sai che la sicurezza è solo la sicurezza urbana che è delegata alla polizia locale.